Questo è Manuel, ha 8 anni e ha 2 fratelli. È bravo a scuola, ama giocare a basket e nulla potrebbe andare storto. Questa è Eva, ha 6 anni e anche lei ha 2 fratelli. Ha appena iniziato la scuola e le piace tantissimo. Ama trascorrere il tempo con le sue amiche e nulla potrebbe andare storto. Guardando a primo impatto Manuel mentre gioca, direste mai che in un futuro egli possa fare del male a una donna? No. E invece purtroppo non è così. Se solo i suoi genitori e la scuola lo avessero sensibilizzato di più sulla parità dei sessi. Oggi Eva non sarebbe in ospedale con degli squarci in faccia, con un trauma cranico e con delle forbici conficcate nell'addome. Ecco, forse tutto questo non sarebbe successo. Il sistema giudiziario italiano non prevede pene adeguate alla gravità degli atti commessi, non essendo quindi un deterrente efficace. Basti pensare che ora Manuel è stato in carcere solo 4 anni e 6 mesi per un'azione spregevole come la sua. Manuel sognava di diventare un ingegnere aerospaziale, invece ora si trova in questa situazione, riuscendo a stento a vivere e costretto a rinunciare al suo sogno. Non fare lo stesso errore di Manuel, dai un senso alla tua vita.